Nella serata di giovedì si è abbattuta una violenta tempesta di grandine sull'altopiano di Asiago. Malga Granezza, Lusiana Conco, è stata gravemente colpita dalla ferocia della tempesta. I proprietari, i quali abitano all'interno della struttura, hanno quasi sfiorato la tragedia. Abbiamo messo la macchina a riparo perché aveva iniziato a tempestare, dopodiché siamo entrati, il cielo sembrava oscurarsi e abbiamo detto ok, andiamo a letto, tanto i telefoni non prendono, televisioni neanche. Siamo andati a letto, a un certo punto abbiamo sentito dei rumori, mio marito si è alzato e ha detto guarda che ci sono i balconi che stanno partendo, c'è il gazebo dove c'è la macchina che non tiene più. In quella io ho sentito la sabbia negli occhi e in bocca e ho detto corri, corri, siamo scesi giù per le scale e là ci siamo accorti che non c'era più niente. Anna vive nella Malga con suo marito e i 2 figli, che per fortuna non si trovavano in casa quando la tempesta si è abbattuta sulla loro abitazione. Proprio la camera dove dorme mio figlio è sceso tutto, cioè sarebbe stato morto, perché non avevo il tempo comunque di andare a prenderlo, non ce l'avrei avuto. Non capivo cosa stava succedendo, ho detto ecco, qua cade tutto, corro e incitavo mio marito a correre anche lui, ho detto ok, ho perso tutto, cosa mi resta? Siamo vivi, ecco. In questi momenti di panico in cui bisogna mantenere altissima la lucidità mentale, ci si aggrappa alla vita con forza, che diventa il nostro unico tesoro. Abbiamo dentro tutto, vestiti, tutto, cioè non ho più niente, non ce la facciamo più. Le mucche sono sempre fuori al pascolo, dunque loro se la prendono tutta, tutta. E infatti abbiamo una mucca morta e una ferita. Adesso qual è il tuo pensiero, diciamo, in questo momento? Vedere i miei figli, fargli capire che stiamo bene perché non lo sanno ancora, cioè lo sanno per sentito dire e abbracciare la mia famiglia.